Oggi è mercoledì 30 settembre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 30 settembre 1980. 40 anni fa iniziano le trasmissioni di Canale 5, la prima televisione commerciale nazionale italiana. 5 televisioni regionali coprono l'intera giornata di programmazione e da quel giorno il logo della neonata rete prende il posto di quello di ognuna di quelle che ne trasmettono i programmi. La produzione viene realizzata negli studi di Telemilano 58, l'emittente da cui era partito l'allora imprenditore edile Silvio Berlusconi. Il suo progetto di diffondere su un vasto territorio i programmi di una TV commerciale lo concretizza creando un consorzio per Canale 5, al quale aderiscono, oltre a Telemilano 58, anche AEG Television di Genova, Tele Torino International, Tele Emilia Romagna di Bologna e Video Veneto di Mestre. Le 5 TV consorziate garantiscono la copertura del nord Italia, mandando tutte in onda gli stessi programmi con il medesimo logo della nuova rete televisiva. Al consorzio aderiscono poi anche delle TV del centro-sud, che ripetono i programmi di Canale 5 nelle ore serali. Le trasmissioni sperimentali erano iniziate nei primi mesi dell'anno. In quel periodo le 5 TV del circuito avevano trasmesso i programmi con un doppio marchio, quello originario loro e quello di Canale 5. L'annuncio del progetto viene dato il 10 gennaio in una conferenza stampa negli studi di Telemilano tenuta da Silvio Berlusconi insieme a Mike Bongiorno, il primo di una serie di personaggi del mondo dello spettacolo che, messi in ombra dalla RAI, a Canale 5 trovano nuovo successo. Il progetto di una rete privata nazionale viene perseguito da Canale 5 creando un network. Vengono fatti accordi con una cinquantina di emittenti locali di tutta Italia, alle quali vengono fornite videocassette per trasmettere in contemporanea, alla stessa ora, gli stessi programmi e aggirando così il monopolio previsto dalla legge a beneficio della RAI, destinato poi a cadere anche giuridicamente. È per questo che abitualmente Canale 5 festeggia la propria nascita non il 30 settembre, ma il successivo 11 novembre, giorno in cui partono le trasmissioni comuni su tutte le reti consorziate in Italia, grazie all'invio a tutte del primo pizzone, come veniva chiamato l'invio delle videocassette a tutte le emittenti. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.